Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli. Omicidio a Palermo, Gaetano Maranzano inchiodato da un video di una telecamera di sorveglianza. In un frame si vede il 28enne dello Zen con la pistola in mano, pronto a sparare a Paolo Taormina. L'assassino voleva colpire anche la sorella della vittima. Paura, sgomento e rabbia nei palermitani. Le opposizioni chiedono una seduta straordinaria del Consiglio Comunale. Il parroco dello Zen, lo Stato ha perso il controllo del territorio. Indagini a Marsala per identificare i colpevoli di risse, atti vandalici e un incendio doloso. Il sindaco Grillo chiede pene esemplari per i responsabili. Tentato femminicidio nel siracusano, aspetta l'ex all'uscita dal lavoro e la coltella. La vittima è ricoverata all'Umberto I di Siracusa in gravi condizioni. Oltre 3 ore di confronto a Palazzo d'Orléans nel vertice di maggioranza convocato dal presidente Schifani. Arriva una pace armata siglata da un documento ufficiale, predisposto un tavolo tecnico politico per la legge di stabilità. A Cassaro, comune di 700 anime del siracusano, si prova a frenare la fuga di giovani. Non ci sono locali e l'amministrazione comunale lancia un bando per finanziare chi vuole aprire un'attività di ristorazione. Calcio in Serie C, ottimismo in casa rossazzurra dopo la vittoria contro il Giuliano. Umori opposti per Trapani e Siracusa. I Granata tornano a vincere mentre gli azzurri sprofondano in una crisi nera. Bentrovati, lo avete sentito in un video di una telecamera di sorveglianza, l'omicidio in diretta di Paolo Taormina. Un frame che adesso vi mostreremo inchioda Gaetano Maranzano. Si vede il 28enne dello Zen con la pistola in mano che è pronto a sparare e l'omicida stava anche per fare fuoco contro la sorella della vittima. Ma intanto la ricostruzione è di Marco Gullà. Eccolo il frame che inchioda Gaetano Maranzano, lui con la pistola in mano, pronto a sparare e uccidere Paolo Taormina. Un frame del video girato da una telecamera di sorveglianza di Piazza Spinuzza, dove sabato notte si è consumato l'omicidio del 21enne proprietario del pub Oscruscio. Maranzano ha sparato a Paolo Taormina da dietro, colpendolo alla nuca. Il video, insieme a diverse testimonianze di ragazzi che hanno assistito al delitto, ha aiutato gli inquirenti a risalire al responsabile. Ma prima del colpo di pistola, durante la rissa, un altro ragazzo avrebbe colpito Taormina con una bottiglia di vetro. Poi la fuga a bordo di una Lancia Ypson scura assieme al resto degli amici, tutti del quartiere Zen. Ma Maranzano stava per fare fuoco anche contro la sorella di Paolo Taormina, Sofia, e lei stessa a raccontarlo a microfoni spenti. Ha puntato la pistola alla tempia di mio fratello e lo ha ucciso senza motivo, ha detto. Io l'ho inseguito, lui ha tirato una bottiglia contro mia cognata Desiree, la fidanzata di Paolo. Io, inseguendolo, ho cercato di tirargliene un'altra, poi da lontano lui ha puntato la pistola anche contro di me e sono scappata verso il locale. È proprio al locale che gestiva Paolo, assieme alla famiglia, e un via vai di amici, conoscenti e cittadini. Tra l'altro sono venuto camminando da lontano, ma volevo fare questo gesto perché mi sembra veramente che si debba manifestare. Se perdiamo un figlio nel 2025 queste cose non si possono accettare, specialmente dopo quello che è successo a Monreale. Domani verrà completata l'autopsia sul corpo di Paolo, poi sarà allestita la camera ardente al Palaureto. Dopo l'omicidio, paura, sgomento, rabbia e forse anche un sussulto di reazione da parte di tanti palermitani. L'appello alle istituzioni arriva dal parroco dello Zen che dice lo Stato ha perso il controllo del territorio. Lorena Dolci. Questo quartiere è in ostaggio, è letteralmente in ostaggio di un gruppo e questo io mi dispiace dirlo anche per le mancanze dello Stato che ha preso il controllo del territorio. È l'appello del parroco della chiesa di San Filippo Neri allo Zen, il quartiere da cui proviene l'assassino di Paolo Taormina, ma allo Zen sono cresciuti anche quelli del gruppo della strage di Monreale. Uno stigma che il parroco rigetta a nome dei tanti cittadini onesti e lasciati soli. Non è possibile pensare che i cittadini si difendano da soli o possono opporre da solo resistenza
a un fenomeno come questo. Ci vuole un'azione più incisiva, se no veramente qua rischiamo di alimentare la mafia con la perdita della credibilità verso lo Stato e con lo strapotere di soggetti che diventano modelli negativi per tanti ragazzi che sono fragili e non capiscono niente. Mentre tanti invocano la presenza dell'esercito, un rafforzamento della polizia, l'ergastolo per gli assassini, c'è chi propone una via di mezzo tra l'emergenza sicurezza e la prevenzione nei quartieri a rischio. È chiaro che non esiste una soluzione che sia dall'uno o dall'altro lato, non si può più rimandare invece un intervento che si rafforzi la cura dell'ordine pubblico e della sicurezza nella nostra città, ma dall'altro lato prevenga questi comportamenti per il futuro. Indagini invece a Marsala, nel Trapanese, per identificare i responsabili di risse, atti vandalici e anche un incendio doloso. Il sindaco Massimo Grillo chiede che appunto questi responsabili vengano individuati e puniti con delle pene esemplari. Laura Spanò. La città di Marsala in questo fine settimana è stata coinvolta in alcuni episodi di violenza che si è concentrata in poche ore nel centro storico, una rissa nel cuore della Movida, atti vandalici che hanno devastato una decina di auto posteggiate e un incendio doloso all'interno dell'antico mercato. Le fiamme hanno distrutto completamente l'attività di Daniele Crime e della moglie Katia. Polizia e carabinieri sono già al lavoro, sono state già estrapolate dal sistema di videosorveglianza le immagini registrate che sono state messe a disposizione delle forze dell'ordine per identificare con precisione gli autori di questi gesti. Gli episodi che purtroppo hanno caratterizzato il fine settimana della nostra città hanno origine diversa. Io credo che tutto questo consentirà di poter arrivare, speriamo presto, anche a provvedimenti esemplari per quanti hanno commesso questi reati. Non si può far passare l'idea che è soltanto un problema della città di Marsala. Nei giorni scorsi Palermo, Bologna, altre città italiane sono state caratterizzate da problemi di questo tipo. È necessario un efficace intervento da parte delle forze dell'ordine. Marsala era nel mio programma elettorale, per esempio, rivendica da tempo il ripristino del servizio dei falchi della polizia. E adesso parliamo di un tentato femminicidio che è avvenuto oggi a Canicattini Bagni. Siamo nel siracusano. Aspetta l'ex all'uscita da lavoro e poi la accoltella. La vittima adesso è in gravi condizioni, ricoverata all'Umberto I di Siracusa. Ci racconta tutto Desiree Ferlito. Accoltellata dal suo ex fidanzato appena uscita dalla RSA in cui lavorava. È successo a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. La vittima, una ragazza di 33 anni, mamma di una bimba piccola, ha trovato il suo aggressore, un 34enne originario di Avola, armato proprio davanti al portone del suo luogo di lavoro. Una sequenza rapidissima, raccontano i testimoni, che non hanno avuto il tempo di intervenire. La giovane è stata colpita da moltissime coltellate sferrate sul volto e su tutto il corpo, e poi le urla disperate e la richiesta di aiuto prima di accasciarsi a terra. Non emergono ancora molti dettagli sulla vicenda, ma pare che l'uomo non si rassegnasse alla fine della loro relazione. La donna, trasportata all'ospedale Umberto I di Siracusa, si trova ora in gravissime condizioni. L'aggressore, rintracciato poco dopo, è stato arrestato. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno tratto in arresto un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina e spaccio di sostanze stupefacenti, che gestiva una piazza di spaccio nel quartiere di San Cristoforo. Il giovane, durante la perquisizione domiciliare, aveva nella sua abitazione una pistola a salve modello CZ85 modificata e resa perfettamente funzionante, 14 proiettili di vario calibro e diversi grammi di marijuana, oltre a 6.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il 28enne è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza. Cambiamo argomento, adesso la politica regionale. È durato oltre 3 ore il vertice di maggioranza convocato dal presidente della regione Schifani a Palazzo d'Orléans. Alla fine è giunta una pace armata sancita da un documento ufficiale. Manlio Viola.
Parola d'ordine, condivisione. D'ora in poi non si farà più nulla che non sia stato prima condiviso da un tavolo al quale siedano tutti i partiti della coalizione. Riparte da qui il centrodestra siciliano dopo oltre 3 ore di confronto a Palazzo d'Orléans. Un vertice di maggioranza, quello convocato dal presidente della regione, che alla fine ha dettato i prossimi passaggi per recuperare l'unità dell'intera coalizione. Si parte dall'azzeramento delle liti, bene la gestione d'Aula di Calvagno, bene i risultati di 3 anni di governo, ma d'ora in poi un tavolo tecnico-politico per predisporre la legge di stabilità 2026, nella quale confluiranno anche le cose che non sono state fatte nella finanziaria quater, ma sempre con percorsi comuni e condivisi da tutti. Sì della coalizione all'abolizione del voto segreto, di cui si parla già dalla scorsa legislatura, ma che adesso diventa fattibile avendo la coalizione i voti per modificare il regolamento d'aula all'ARS. A seguire un confronto per valutare anche una riforma elettorale nell'isola. Il tavolo politico tornerà comunque a riunirsi nelle prossime settimane per parlare anche di elezioni amministrative del 2026. Tutto messo nero su bianco in un documento finale nel quale però non si parla di rimpasto e nemmeno di nomine, anche se un altro giro di valzer o almeno la sostituzione di qualche pedina, se non assessoriale, almeno fra la dirigenza generale della regione, potrebbe essere comunque dietro l'angolo o comunque arrivare entro la fine dell'anno. Rubinetti a secco oggi per migliaia di catanesi. Sono in corso infatti interventi di manutenzione della rete idrica di Sidra, erogazione sospesa e disagi per tutti, uscita anticipata nelle scuole. Tonino De Mano. Lunedì nero è a secco per mezza Catania ed alcuni comuni limitrofi come Tremestieri Etneo e Gravina di Catania. I disagi sono legati ad interventi programmati da Sidra in alcuni tratti dell'antico canale potabile in territorio di Aci Sant'Antonio e per lavori di manutenzione agli impianti di produzione. La situazione tornerà alla piena normalità tra 24 e 36 ore. Abitazioni, esercizi commerciali e scuole con rubinetti a secco ed inevitabili problemi per tutti. Da stamattina dalle 5:30 che manca l'acqua, stiamo lavorando con l'acqua imbottigliata, abbiamo problemi con il caffè, ho un'attività commerciale perché era meglio se oggi stavo chiuso. Sono stato informato ieri ascoltando il telegiornale da Antenna Sicilia. Chiamata ed uscita anticipata alle 10:30 per centinaia di studenti. Qui siamo nel polo scolastico del Leonardo da Vinci. Ingresso alle 8, uscita alle 10:30. È un disagio soprattutto per chi lavora. Mi ha chiamato mio figlio dicendomi: papà, vienimi a prendere a scuola perché è senza acqua l'istituto. E quindi ovviamente il disagio si è creato perché stamattina l'ho dovuto accompagnare alle 8. Io di solito lavoro tutta la settimana, oggi era il giorno mio di riposo, perciò ho potuto lasciare e venire a prenderla. Durante i lavori saranno garantiti servizi di emergenza e pronto intervento tramite il numero verde Sidra 890 17 55, attivo 24 ore su 24. Adesso andiamo a Messina, dove questa mattina un tir caricava i documenti dell'Archivio di Stato pronti per essere trasferiti. Dopo la mobilitazione di sabato e le proteste, oggi è arrivato da Napoli il direttore generale del Ministero, che ha anche incontrato il sindaco. Ci dice tutto Francesco Triolo. 10 pedane da 40 scatoloni ciascuno, migliaia e migliaia di documenti trasferiti dall'Archivio di Stato di Messina ad una società specializzata di riposto. È il terzo viaggio effettuato per spostare il patrimonio culturale di Messina in attesa di una nuova sede, un trasferimento che molti hanno il timore possa essere definitivo. Così, dopo le proteste e la manifestazione di sabato, oggi è arrivato in città anche il direttore regionale Gabriele Capone per supervisionare le operazioni ed incontrare il sindaco. Capisco gli umori e le sensazioni, ma il nostro lavoro è quello, purtroppo amministrativo, di tenere la barra dritta e trovare quelle soluzioni che stiamo trovando. Quindi ben venga, tra virgolette, una levata di scudi, perché fa bene alla dignità della città, ma noi stiamo facendo tutto quello che dobbiamo fare per mantenere il patrimonio che è di Messina e rimarrà a Messina. Fuori dalla stanza del primo cittadino anche i membri del comitato spontaneo che hanno dato il via alla mobilitazione. Adesso hanno capito che la cittadinanza c'è, che è attiva, che è pronta a lottare per questa questione, dunque noi siamo qua a fare il nostro e loro devono fare il loro, perché non rinunceremo alla nostra storia. E ovviamente stiamo attenti a alla coerenza di questo percorso, ma non sempre col sospetto, solo perché è dovere dei cittadini poi vedere tutte le varie tappe come vengono fatte. È proprio prassi normale di vivere la città. E
adesso invece ci trasferiamo nel comune più piccolo del siracusano, Cassaro, dove si prova a frenare la fuga dei giovani. Non ci sono locali e l'amministrazione comunale ha lanciato un bando per finanziare chi vuole aprire un'attività di ristorazione. Francesca Loi. Ho deciso di rimanere qui perché appunto sono legato al mio paese, perché appunto mi piace anche a livello sociale, a livello paesaggistico. Lui però è uno dei pochi giovani ad avere deciso di restare nella sua terra di origine. Cassaro, il più piccolo comune del siracusano, conta sempre meno abitanti. Adesso superano di poco i 700. Qui siamo nella zona montana, si respira aria pura e c'è un silenzio paradisiaco. Ma questo non basta. Questi luoghi ci offrono tanto dal punto di vista della salubrità dell'aria, della bellezza dei luoghi, però le opportunità di lavoro sono sempre di meno. Anche nel comprensorio si è avuto negli anni una diminuzione. Ed è il motivo principale della fuga dei giovani, se di fuga possiamo parlare. Così è stato aperto il bando Io resto a Cassaro. Il comune ha stanziato 20.000 euro per un massimo di 2 progetti. L'obiettivo è incentivare i giovani a non andare via, aprendo qui attività di ristorazione, fino ad ora assenti. La scelta appunto dell'avviso è quella di invogliare l'apertura di un locale dove si possa appunto mangiare. Oltre a far rimanere le persone qui, possa dare la possibilità ad altri di venire qui, perché i servizi sono alla base dell'attrattività dei territori. Oltre ai giovani si pensa anche al turismo, borghi che anche chi abita fuori dalla Sicilia sta iniziando a scoprire, luoghi dove l'inquinamento è ancora molto lontano. Esposte a Ragusa le lettere toccanti dei soldati della città che hanno combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, una raccolta di parole che racconta fragilità, legami affettivi e l'umanità che resiste anche agli orrori della guerra. Veronica Barbarino. Mia cara Lu, con immensa gioia ti scrivo. Parole semplici scritte a penna su un foglio ingiallito dal tempo. Parole che tornano a vivere oggi nella mostra documentaria Lettere dal fronte, dedicata ai soldati ragusani della Seconda Guerra Mondiale. Un viaggio commovente tra emozioni, paura e speranza. Questo è il racconto della piccola storia, di una storia locale che non è la grande storia, e quindi abbiamo, come dire, l'aspetto strettamente umano che viene fuori. Abbiamo gli affetti familiari in cui il soldato si preoccupa sia per le condizioni economiche della famiglia. Abbiamo lettere in cui si parla della condizione di prigionia. Le lettere esposte raccontano la vita dei giovani partiti dalla Sicilia verso l'ignoto. Ogni messaggio scritto con la lingua di tutti i giorni è un frammento di storia. Si caratterizzano per una serie di sgrammaticature. Chiaramente il livello scolastico dei soldati non era particolarmente elevato. Insieme a questo si unisce anche la censura, che va in un certo senso a caratterizzare la sinteticità di queste lettere e la loro ripetitività. Tra quelle righe c'è la voce di un popolo e il ricordo di chi, anche nel buio della guerra, non smise mai di credere nell'amore e nella vita. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio, con le siciliane di Serie C, la Catania che recupera ottimismo, il Trapani che torna alla vittoria, mentre invece il Siracusa che sprofonda in una crisi nera. Tutto questo tra pochissimo, vi aspetto. Bentornati al TG Sicilia, seconda parte del nostro giornale. Adesso il calcio, ripartiamo con il Catania che domenica aspetta la Salernitana per il big match di giornata. Ottimismo in casa azzurra dopo la vittoria di Giuliano. Marco Carli. L'obiettivo è stato raggiunto, arrivare al doppio match interno con le rivali dirette rinvigoriti da una vittoria e da una prestazione positiva, anche ottima nel primo tempo. La settimana del big match con la Salernitana di Capomaggio e dell'ex inglese prende avvio dopo il successo di quest'ultima con il Monopoli con la rete del centrocampista che piaceva al Catania. In attesa di sapere di più sulle condizioni di Ciscerelli, trapela cauto ottimismo ma vanno aspettati gli esami strumentali e nei giorni in cui se ne saprà anche di più su Torre del Grifo.
Tanta carne al fuoco dunque, sul campo c'è l'idea di un Catania che sta diventando consapevole. Il sorriso di Toscano a fine gara e l'invito a divertirsi rivolto ai giocatori rivela la fiducia del momento. Sempre in attesa della miglior condizione di Caturano, Aloi e Rolfini, intanto ci sono allenamenti ancora più utili in funzione proprio della presenza di quasi tutti i giocatori. Insomma, la squadra è pronta al doppio incontro, la classifica recita -4 dalla Salernitana, -1 dal Benevento, che nell'ultimo turno ha strapazzato l'Altamura, come ha fatto per certi versi col Giuliano il Catania. La partita dall'alto valore specifico in Campania ha fatto da preludio ai match con le squadre campane più forti. Il Catania è pronto. Stati d'animo opposti per Siracusa e Trapani. Granata hanno vinto a Cava dei Tirreni avvicinandosi alla zona playoff. Gli azzurri invece all'8ª sconfitta. Adesso devono valutare la situazione. Francesco Triolo. Mattinata di riunione in casa Siracusa, la sconfitta contro il Sorrento decisa da una rete di Tursi ha lasciato il segno più che le altre volte, perché la classifica si fa complicata, perché anche i fischi hanno avuto un peso specifico importante e allora è il momento delle riflessioni a 360 gradi. Il presidente Alessandro Ricci e i suoi collaboratori devono studiare la soluzione migliore. Può accadere di tutto dopo il vertice allo stadio De Simone. La posizione di Turati non può essere salda, ma far ricadere sull'allenatore tutte le responsabilità potrebbe non essere la strada che verrà intrapresa. Fatto sta che dopo l'8ª sconfitta in 9 partite in casa azzurra è atteso uno scossone per arrivare ad invertire la rotta. Sorride invece il Trapani. Granata vincono a Cava dei Tirreni una partita equilibrata e difficile contro una squadra ostica, arrivando a quota 8 in classifica e iniziando ad intravedere quella zona playoff che senza penalizzazione sarebbe già ad appannaggio della squadra di Aronica. A decidere un rigore trasformato da Fischnaller e concesso per un fallo di Pelamatti su Ciotti è l'episodio che a metà ripresa ha fatto svoltare il match verso il Granata, attesi domenica prossima dalla seconda trasferta consecutiva in casa dell'Atalanta Under 23. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere, circa 170 migranti sono stati soccorsi alcune ore fa dalla Guardia Costiera ad un centinaio di miglia dalle coste ragusane. A diramare la richiesta di aiuto era stato Alarm Phone. Si trovavano a bordo di una barca che nelle scorse ore è stata attaccata con colpi di arma da fuoco dalla Guardia Costiera libica in zona SAR maltese. Tra di loro ci sono anche dei casi gravi, un migrante è in coma perché è stato raggiunto con dei proiettili alla testa, un altro, anche lui colpito alla testa, è grave ma vigile, un altro ancora è stato colpito con proiettili invece alla gamba. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per aver seguito il TG Sicilia, vi auguro un buon proseguimento di serata.